ci dedichiamo a Verona-Napoli, è finita 1-2 con Lukaku che nei minuti di recupero salva le castagne per Conte, che si porta a casa 3 punti importanti. Sentiamo proprio l'allenatore del Napoli sul suo giocatore. Sicuramente sono molto contento per il ragazzo, perché sappiamo benissimo che durante il ritiro ha avuto questo grave infortunio, che non si tratta di un infortunio muscolare che tu prendi e recuperi, ma si tratta di un infortunio, una rottura del tendine del quadricipite, quindi ha deciso di non operarsi e quindi c'è stato un iter molto, molto particolare. Romelu ancora non è al 100%, quindi può essere utilizzato, a mio avviso, nelle situazioni in cui comunque le squadre si stanno difendendo, dobbiamo riempire l'area, lui lì è dominante. Quindi c'è da lavorare. Sono contento per lui perché so quanto sta soffrendo, perché non ci può dare un apporto. Oggi ce l'ha dato, però so quanto lui vorrebbe aiutarci, vorrebbe anche aiutarmi, proprio un rapporto personale molto, molto stretto. Ecco qua, e Conte naturalmente parla di un rapporto che lo lega a questo giocatore dai tempi dell'Inter, ma anche in Inghilterra, con Lukaku, che poi nel post gara dice: io prima di Napoli ero in un momento veramente di forte crisi e con questa squadra sono rinato, per cui per me rappresenta moltissimo. Però bisogna dire, direttore, che il Napoli adesso come obiettivo ha ben poco, e cioè un posto in Champions League, ma lascia un po' l'amaro in bocca se finisce la stagione andando a perseguire questo obiettivo. Sì. Guarda, segnali di ricostruzione, secondo me, però con un grosso moloch, un problema che è da risolvere. Innanzitutto lasciami dire, bellissima questa immagine, diciamo, di Lukaku che occhi al cielo piange per il padre morto da poco, la dedica che ha fatto, la commozione, il rapporto esclusivo con Conte, che Conte ricambia nello stesso modo, insomma è veramente sì, vogliono bene. È una cosa stupenda, cioè e fa bene allo sport, diciamo anche questa cosa, fa bene al calcio. Diciamo, a volte quando vediamo simulazioni, cose brutte, antisportive, sleali, questa, ecco, per esempio, è un simbolo di grande lealtà, di grande attaccamento, di valori. Detto questo, c'è un problema enorme tra l'allenatore e lo staff medico, diciamolo chiaramente, cioè alla fine o rimane l'allenatore o rimane lo staff medico. Da questi segnali, anche questa vittoria, è vero, rimane la conquista del quarto posto o perlomeno di una posizione fra le prime 4 che è fondamentale. Ma ho la sensazione che Conte abbia tutta l'intenzione di proseguire a patto di chiarire questo aspetto, perché chiaramente lo ha detto lui in questa intervista: non mi è mai capitato nella mia carriera una cosa del genere, di cui io farò esperienza, sicuramente diciamo mi ricorderò di quello che è successo e cercherò di migliorare, ma si riferisce esclusivamente, principalmente a questa diatriba con lo staff medico. Io dico, ma è possibile che all'interno del Napoli non si sia riusciti a fare chiarezza tra la società, lo staff medico e Conte? Possibile che debbano essere 2 entità separate, l'allenatore e lo staff medico? Mi sembra un po' paradossale. È vero, c'è questo problema dei numerosissimi infortuni ed è per questo, Stefano, che dicevamo adesso il Napoli può fare ben poco, perché praticamente per tutta una stagione è stato falcidiato dagli infortuni, però non è più casualità, come diceva il direttore, bisogna arrivare a un punto e anche a delle responsabilità. Sì, mi collego un attimo a quello che diceva il direttore. Io non sono così sicuro che Conte voglia continuare, nel senso che dipenderà secondo me molto dalle occasioni che ci saranno in estate, cioè chi libera la panchina, quali squadre potrebbero volerlo e così via, anche perché ricordiamoci che la scorsa estate Conte rimane al Napoli convinto da De Laurentiis inizialmente, lui non è che fosse, quindi noi arrivava da una vittoria. Lo vedevamo anche molto vicino alla Juventus. Sì, esatto. C'era stato vicino alla Juventus. Certo, sì, c'era, certo. Quindi poi dipende anche da cosa succede proprio alla Juventus. Cioè, credo che sia in generale una situazione da valutare in evoluzione, un po' così. Poi l'immagine di Lukaku è fantastica e credo che il rimpianto più grande di Conte, al di là di tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli, sia proprio quello di Lukaku, perché comunque l'importanza che ha questo giocatore per Conte è evidente
e sono convinto che anche con tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli, se ci fosse stato comunque un Lukaku sempre a disposizione, i risultati sarebbero stati comunque un po' diversi. Se ci fosse stato un Lucca alla Lukaku, Esatto. perché è quello che è mancato realmente, la Sì, che poi seconda linea. in realtà Højlund arriva al posto di Lukaku, Lucca doveva essere insieme a Lukaku, però E forse Lucca Højlund è l'unico acquisto azzeccato sì, di sì. questa... Sì. Quindi Beh, è vero. dell'estate però, perché sì, effettivamente ha un po' dell'estate, sorpreso. che però è arrivato perché si è fatto male Lukaku. Nel caso non si fosse fatto male Lukaku o si fosse fatto male leggermente dopo, il Napoli sarebbe stato un disastro, perché avrebbe avuto Lucca e basta. Poi certo, Su uno solo però io non sono d'accordo ed è Lang. Cioè io credo che Lang sia un buon giocatore. Credo che là è stato un errore forse anche dello stesso Conte, questo va detto. Cioè è un giocatore che secondo me ha delle buone qualità che Conte non è riuscito a far emergere. Io sto vedendo adesso Alisson, poi non so, è molto simile a Neres, mi sembra veramente proprio simile anche fisicamente come corsa, però Alisson ha questo peperino, è uno di corsa eccetera, ma Lang ha una qualità nel piede che è superiore a tutti, E che Comunque Conte non è riuscito a farlo con sbocciare. Lukaku è un gioco di Conte senza assolutamente. In è tutte vero. le ultime squadre di Conte, assolutamente. È solo che poi quando non ce l'ha difficilmente che è sopperisce un la limite, mancanza. non è una cosa buona, Certo, cioè nel senso certo. che vuol dire che bisogna anche superarli questi limiti a volte. Però è anche vero che è una situazione che è nata all'ultimo in estate, poi vabbè si arriva Højlund che tra l'altro ha fatto anche bene, cioè è un giocatore anche simile a Lukaku, però quella presenza fisica, quel modo di lavorare spalle alla porta, anche quel fiuto del gol in area di rigore che ha Lukaku per Conte sono fondamentali, e quindi io sono convinto che con lui a disposizione il cammino del Napoli sarebbe stato diverso. Ci dobbiamo dedicare ovviamente anche a due match importanti domani per la classifica. Il big match è quello tra la Roma e la Juventus. Ciao ragazzi, amici azzurri, bentrovati. Prima di entrare nel merito della partita, lasciatemi fare una domanda secca, da tifoso a tifosi. Che cosa ne pensate della trasmissione televisiva e del commento nel post gara dopo la vittoria del Napoli all'ultimo respiro contro il Verona? Vi ha convinto l'analisi? Avete sentito raccontare davvero la fatica, la tensione, l'episodio arbitrale pesantissimo che ha rischiato di cambiare tutto? Oppure, ancora una volta, si è parlato più di sensazioni che di fatti? Perché questa non è stata una partita bella, non è stata una partita brillante, ma è stata una partita vera, sporco, sacrificio, nervi tesi, e alla fine il gol di Romelu Lukaku nei momenti finali al Bentegodi ha fatto esplodere una gioia che pesa come un macigno nella corsa Champions. Il Napoli vince 2-1 contro il Verona, la sblocca Højlund con un colpo di testa che sorprende Montipò, poi il pareggio di Akpa sugli sviluppi di un corner che nasce da un fallo evidente di Frese su Buongiorno, non visto dall'arbitro Colombo. Ancora un episodio grave, ancora una decisione che lascia perplessi. E infine, quando la partita sembrava incanalata verso un pareggio amaro, arriva lui, Lukaku. Gol pesantissimo, gol che salva tutti, gol che può valere una stagione. Le mie pagelle. Meret, 6. Incolpevole sul gol del pareggio, per il resto ordinaria amministrazione. Nel recupero un'uscita un po' avventata che poteva costare caro, ma resta concentrato. Beuchema, 6. Alterna interventi puntuali a qualche sbavatura. Nel finale soffre un po' la pressione, ma tiene botta quando conta. Juan Jesus, 5,5. Nervoso, soffre la profondità e si fa ammonire. Non la sua miglior serata, ma resta dentro la battaglia. Buongiorno, 6. Duello fisico e continuo con Sarr. Subisce un fallo netto da Frese nell'azione che porta al corner del pareggio veronese, episodio che pesa e che andava sanzionato. Politano, 6. Parte forte, crea problemi sulla corsia e partecipa all'azione del gol di Højlund. Poi cala vistosamente. Dal 77esimo, Mazzocchi, 6. Entra con buona volontà, alterna cose buone a qualche imprecisione. Lobotka, 6. Il pallone tra i suoi piedi è sempre al sicuro, ma non riesce ad alzare il ritmo. Dal 73esimo, Gilmour, 6,5, più verticale, più lucido. Il suo ingresso cambia qualcosa nella gestione. Elmas, 6. Solito lavoro oscuro, chilometri su chilometri, però si divora un'occasione clamorosa che poteva chiuderla prima. Spinazzola, 6. Spinge, corre, prova a creare superiorità, ma non è in giornata di grazia. Dal 52esimo, Gutierrez, 6,5, impatto decisamente migliore, qualità e coraggio. Vergara, 6,
Qualche guizzo interessante, poi si spegne. Gli manca la giocata decisiva. Dal 77esimo giovane, 6,5. Entra con personalità e partecipa all'azione del gol vittoria. Alisson Santos, 6. Vivace, propositivo, ma ancora un po' acerbo nelle scelte. Dal 73esimo Romelu Lukaku, 7. Inizio complicato, controlli sbagliati, palloni persi. Poi però, quando conta davvero, si prende la scena e segna il gol che vale 3 punti d'oro. Questo fanno i grandi attaccanti. Højlund, 7. Gol bellissimo di testa in avvio, lotta costante, sacrificio totale. Sta diventando una certezza. Antonio Conte, 6. Forse il Napoli meno brillante della stagione, ma gioca sempre con gli stessi da mesi, l'emergenza è evidente, la squadra è stanca, corta di fiato, ma non molla, e alla fine la porta a casa. Ancora una volta c'è un episodio arbitrale che rischia di penalizzare gli azzurri, ancora una volta bisogna stringere i denti. Questa vittoria non è solo 3 punti, è un messaggio. In un campionato difficile, logorante, pieno di ostacoli, il Napoli resta lì. Magari non gioca sempre bene, magari non incanta come in passato, ma è vivo. E quando sei vivo a questo punto della stagione, con un margine importante nella corsa Champions, vuol dire che hai carattere. La qualificazione alla prossima Champions League non è ancora matematica, ma è sempre più concreta. E in una stagione segnata dagli infortuni, dalle polemiche arbitrali e da un calendario pesante, sarebbe un risultato di enorme valore. Ma non è finita qui. Ora passiamo all'argomento La Moviola di Luca Marelli e alle polemiche che hanno circondato questa partita, perché dopo il gol del pareggio del Verona, nato da quel calcio d'angolo contestatissimo, si è acceso un dibattito fortissimo. Antonio Conte e i giocatori del Napoli hanno protestato in maniera vibrante già sul campo. E non per un dettaglio marginale, ma per un episodio che ha inciso direttamente sul risultato. Luca Marelli, intervenuto su DAZN, ha analizzato proprio quell'azione. E qui viene il punto interessante. L'ex arbitro ha riconosciuto che le proteste del Napoli avevano un fondamento. Le sue parole sono state chiare. I calciatori azzurri si sono lamentati per il calcio d'angolo concesso al Verona, da cui è nato il gol del pareggio, e in effetti c'era una spinta di Frese su Buongiorno che andava sanzionata. Tradotto. Prima dell'angolo che ha portato alla rete di Jean-Daniel Akpa-Akpro c'era un fallo evidente del difensore veronese Martin Frese su Alessandro Buongiorno, una spinta che ha provocato la caduta del centrale azzurro e che, secondo Marelli, avrebbe dovuto essere punita con una punizione a favore del Napoli. Se quell'intervento fosse stato fischiato, il corner non sarebbe mai stato battuto e il gol, semplicemente, non sarebbe esistito. È un passaggio fondamentale, perché troppo spesso si ha la sensazione che le lamentele del Napoli vengano archiviate come eccessive o strumentali. In questo caso, invece, l'analisi tecnica conferma che l'errore c'è stato. Marelli ha poi aggiunto un ulteriore elemento di discussione, soffermandosi sulla dinamica del tiro di Akpa-Akpro. Ha spiegato che la conclusione è diretta verso la porta e non impatta in maniera irregolare sul portiere. Bisogna piuttosto valutare se ci sia un'interferenza su Højlund, che si trova in traiettoria e potrebbe aver deviato o comunque ostacolato la visuale dell'estremo difensore. Un'analisi più sottile, più tecnica, che entra nel merito della posizione e dell'eventuale influenza sull'azione del gol. Ma resta il fatto iniziale. L'angolo da cui nasce tutto non avrebbe dovuto esserci. E allora la domanda è inevitabile. Quante volte il Napoli si è trovato a fare i conti con episodi del genere? Non si tratta di cercare alibi. Il Napoli non ha giocato la sua miglior partita, lo abbiamo detto, ma quando un errore arbitrale incide in modo così diretto è giusto sottolinearlo. La cosa positiva, se vogliamo, è che la squadra non si è disunita. Ha incassato il colpo, ha continuato a lottare e alla fine ha trovato il gol vittoria con Lukaku. Questo è il segnale più forte. Chiudo con un ultimo pensiero sulla squadra. Questo Napoli magari non sarà sempre brillante, magari non incanterà ogni domenica, ma ha una qualità che nel calcio moderno fa tutta la differenza del mondo. Non molla mai. Anche nelle serate più complicate, anche quando gli episodi girano storti, anche quando la stanchezza si vede e si sente, questi ragazzi restano aggrappati alla partita e alla fine trovano il modo di portarla a casa. È il segnale di un gruppo vivo, compatto, che crede nel lavoro di Conte e che ha un obiettivo chiaro davanti agli occhi. La strada è ancora lunga, ma la mentalità è quella giusta.
Se anche voi vivete ogni partita con questa passione, mettete un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti, news, analisi, dibattiti, aggiornamenti di mercato e tutto quello che succede ogni giorno attorno al nostro Napoli. Restiamo uniti, restiamo sul pezzo, perché qui si racconta il Napoli con il cuore e con competenza. Forza Napoli sempre!